Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Anarcao è 2-2 tra Anarcao e Domus Novas, una vittoria buttata alle ortiche per la squadra Antitino Serpi che, portandosi in vantaggio per ben 2 volte, si fa raggiungere dalla squadra di Attilio Usai. Ai gol di Tinti e Pinna hanno risposto Peddis e Ibba. Il primo gol dopo un'azione personale di Pinna, palla per Tinti che scarta in orizzontale tutta la difesa e trafigge il portiere Pintus con un rasoterra velenoso. Il pari degli ospiti con Peddis, una conclusione sotto la traversa, bellissima, 1-1. Poi nel finale del tempo, al 42esimo, Pinna ha lanciato a tu per tu con il portiere, non sbaglia l'attaccante di Tratalias per il suo 4º gol stagionale, davvero un'ottima media considerando che la squadra di Serpi ha realizzato soltanto 5 gol. Il pari ospite è arrivato con un colpo di testa da parte di Ibba su perfetto cross da sinistra, difesa in bambola, poi un finale un po' nervoso con ben 2 espulsi, prima Sanna del Narcao e poi Todd del Domus Novas. Il finale del tempo ha visto il Narcao protagonista e il Domus Novas a salvarsi più volte, prima con una grande parata da parte di Pintus sul lanciato Pinna e poi un palo a negare a Frau la gioia del gol. Sempre Frau al 50esimo sciupa clamorosamente la palla del 3-2 e quella sarebbe stata l'azione definitiva che avrebbe dato la vittoria al Narcao. Finisce 2-2, una partita equilibrata che il Narcao non è riuscita a chiudere mai. Ha arbitrato Federico Isu di Cagliari con Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Qualche fallo di troppo, comunque tuttavia abbiamo avuto 4-5 occasioni nitide davanti al portiere. Un palo fa sempre parte del non è dentro, però potevamo segnare. Comunque parlavamo di un'altra partita adesso in questo momento. Rammarico è tanto, però se riparte va bene così, insomma. Ecco, è stato un limite in questo scorcio iniziale del campionato un po' l'attacco, perché 5 gol, 4 gol Pinna, 1 solo Tinti, poi tante occasioni prodotte però poche buttate dentro di fatto. Sì, negli ultimi 16 metri, sia della fase offensiva sia della fase difensiva dobbiamo migliorare. Prendiamo troppi gol, prendiamo gol strani e non ne conosce mai la paternità effettivamente. Quindi gol strani, è iniziato dalla prima giornata che abbiamo subito il gol dal portiere e poi prendiamo gol strani, prendiamo gol che non riesci mai a decifrare la paternità. Nel secondo gol anche non si è capito bene cosa sia successo. Noi per arrivare proseggiamo, giochiamo, i ragazzi si impegnano a giocare anche fare un certo tipo di calcio almeno, tutto quanto, solo che poi a un certo punto della partita perdiamo un po' le staffe, perdiamo la testa e buttiamo la palla avanti senza senso, senza costrutto. Perfetto, grazie mister. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Allora, mister Usai, una partita dura sulla carta che però siete riusciti a portare a capo con questo primo punto della stagione. Sì, innanzitutto buonasera a tutti. Sì, certo, ripeto, l'ho detto prima, lo ripeto adesso, lo ribadisco, la nostra classifica è bugiarda rispetto a quello che esprimiamo in campo. È dovuta al fatto che abbiamo giocatori giovanissimi, però ci sono tutti i presupposti per far bene. Il nostro obiettivo è salvarci il prima possibile, toglierci soddisfazioni e valorizzare i giovani. Penso che, vista la partita di oggi, che poteva essere a favore del Narcao come a favore nostro, con tutti gli episodi che sono capitati, però grande la partita, grande il merito per i ragazzi che non si sono scoraggiati, 2-1 chiuso il primo tempo e poi dopo grande rimonta e fino alla fine ce la siamo giocata. Grazie mister Usai. Audio Jungle.
Audio Jungle.